Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Un cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati alla seconda edizione live del nostro audio-video giornale. Apriamo subito con le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia. Vediamo un attimo di pazienza. Vediamo se entra la foto, siamo in diretta. Pazientare una. Ecco qua, perfetto. Un po' i computer sappiamo che fanno un po' le bizze. 150 irregolari sono stati rintracciati nella notte sul Carso, al confine con la Slovenia in provincia di Trieste. Due i gruppi, il primo nella zona di San Dordigo della Valle, il secondo nell'area di Basovizza. Sul posto hanno operato i carabinieri, la polizia di frontiera e gli agenti della questura di Trieste. Sono stati tutti portati negli uffici della Polterra di Fernetti. Poi sono state avviate le pratiche del triage sanitario e successiva quarantena fiduciaria. Sono tutti in buone condizioni di salute, senza documenti al seguito. Tutti e 150 hanno richiesto l'asilo politico. E adesso ci trasferiamo a Maiano, in provincia di Udine. Nella notte del 10 luglio scorso, nel paese collinare, a seguito di una richiesta pervenuta attraverso il numero d'emergenza 112, i carabinieri della stazione di Maiano sono intervenuti in un'abitazione privata dove era stato segnalato un violento alterco tra due coniugi di origine nordafricana. Gli immediati accertamenti effettuati dai carabinieri operanti hanno consentito di verificare che l'uomo, a causa dei futili motivi, aveva per l'ennesima volta percosso con schiaffi e spinte la donna e il figlio minorenne di 4 anni, che venivano successivamente medicati presso il pronto soccorso di San Daniele per le lievi lesioni riportate. I malcapitati sono stati quindi condotti presso un centro antiviolenza di Udine, mentre lo straniero è stato arrestato per i reati di maltrattamento in famiglia e lesioni personali e tradotto presso la casa circondariale di via Spalato. Lo stesso è stato successivamente rimesso in libertà dopo la convalida dell'arresto e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime. Adesso cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre sulla cronaca, per dire che la scorsa notte la polizia ha arrestato un rumeno di 34 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Venezia. L'uomo si trovava a bordo di un autocarro diretto in Slovenia, nei pressi di San Giovanni di Duino. È stato fermato da una volante del commissariato di pubblica sicurezza di Duino Aurisina. Gli operatori hanno identificato gli occupanti ed è emersa l'ordinanza. L'uomo è stato tratto in arresto e tradotto alla casa circondariale di Trieste a disposizione dell'autorità giudiziaria, dove dovrà espiare una pena di 11 mesi e 28 giorni di reclusione, un mese di arresto e una multa di 200 euro. Con alcuni complici aveva rubato da un cantiere edile di Dolo, in provincia di Venezia, nell'ottobre 2011, rame per un valore di 50.000 euro. E andiamo a chiudere con una notizia di economia. Silvano Pascolo è stato confermato presidente di Interporto Centro Ingrosso SPA di Pordenone. Lo ha stabilito l'Assemblea dei Soci, che ha anche confermato come amministratore delegato Giuseppe Bortolussi. Nonostante la pandemia, ha sottolineato il presidente, l'anno si è concluso con i numeri positivi e per questo va ringraziato un operatore affidabile ed efficiente quale Hupac. E con questa notizia chiudiamo qui questa pagina informativa edizione giorno. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e prima di salutarvi vi ricordo che le altre news le potrete seguire attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Per quanto riguarda invece il live torneremo nel tardo pomeriggio. Grazie ancora per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana?
Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.